Franco è un friulano che ha avuto responsabilità di governo nella regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, ha un'esperienza europea anche molto lunga e di recente è stato riconfermato nel suo ruolo di membro del Comitato di Regione, quindi ha una visione molto ampia delle problematiche ed è un sincero autonomista. A te la parola, Franco. Se mi piace salutare os dolci in furlano, nel senso che ringrazio Luciano Caveri, un amico da tanti anni con cui abbiamo condiviso esperienze nelle varie sedi che ci hanno visto in qualche modo protagonisti del nostro essere esponenti di regioni e di regioni autonome speciali in particolare, per cui ho voluto salutarvi all'inizio in friulano, che è una delle 4 lingue ufficiali che possono essere parlate, vengono parlate nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro il friulano riconosciuto dalla legge 482 del 99, che vide proprio in Luciano Caveri uno dei principali protagonisti in Parlamento per il riconoscimento della dignità di lingua anche alle lingue minoritarie, non solo alle lingue nazionali come nel nostro caso lo sloveno e il tedesco. Ma io ringrazio e uscirò arricchito dal convegno di questa mattina, perché tante ed importanti sono state le considerazioni. Soprattutto mi ritrovo nell'ultimo intervento, quello del senatore Dujani, che ha in qualche modo letto in quello che è il momento attuale del dibattito sulla riforma costituzionale il momento vero nel quale oggi il regionalismo, la forma di Stato, il regionalismo e quindi il sistema, anche all'interno del sistema regionale delle autonomie speciali, viene a trovarsi. E credo che tutte le nostre riflessioni non potrebbero non partire da dall'attuale clima, del dibattito politico, del sentire politico attorno al sistema di Stato, all'organizzazione e all'articolazione dello Stato, che è mutato in questi anni nel percepito, forse anche della società civile, non solo della politica, e che oggi porta di fatto il pensiero, il ragionamento e il dibattito verso delle forme molto semplificate anche, tra l'altro, di confronto, di dibattito politico, nel quale non solo è difficile la relazione interistituzionale all'interno della conferenza dei consigli regionali. Ci siamo trovati, qui vedo Emily Rini prima e Marco Veren dopo, a discutere, a confrontarci come sistema dei consigli delle assemblee legislative regionali, quindi assemblee che rappresentano di fatto l'espressione democratica del sistema regionale nei confronti del Parlamento, del governo prima, del Parlamento dopo, del Senato in particolare, nell'esame della legge di riforma costituzionale. Non toccare il titolo quinto, va di fatto a toccare quello che era la visione precedente, quella derivante da un momento nel quale si immaginava uno Stato equo-ordinato, una Repubblica equo-ordinata, all'interno della quale Stato, Regione, Comuni, Province avevano un proprio mandato di rappresentanza, una pari dignità di rappresentanza, di esercizio delle competenze, di confronto fra istituzioni nella gestione del bene comune per la Repubblica. E quindi di fatto si va a cambiare questa visione, e devo dire appunto la difficoltà di relazione già interistituzionale del sistema delle conferenze nei confronti degli interlocutori governo e Parlamento, Senato in particolare, il Parlamento è lo stesso, perché tanto è alla Camera e nessuno è stato ascoltato in questo periodo, si va al voto a fare qualche giorno. La difficoltà di dibattito al nostro interno della conferenza nel rapporto tra regionalismo, nuovo regionalismo e sistema centrale e al nostro interno tra il regionalismo ordinario e il regionalismo speciale e autonomo. C'è un coordinamento, ci siamo incontrati, ci incontriamo spesso per cercare di
proporre un metodo e un'opportunità di dialogo all'interno del sistema delle regioni, siamo visti con sospetto, seppur benevolo da parte dei nostri colleghi delle regioni ordinarie, ma con sospetto, nel momento nel quale ovviamente cerchiamo di far valere, di portare ragioni proprie dell'autonomia e della specialità, ragioni in termini positivi anche per il sistema regionale nel suo complesso, nel momento nel quale diciamo e portiamo una nostra esperienza come un'esperienza che potrebbe essere utilizzata come esperienza positiva, esperienza avanzata, verso la quale tendere, non dalla quale sentirsi magari penalizzati da privilegi che abbiamo anche avuto, ma che oggi ovviamente fanno parte di un confronto e di un dibattito. Allora, all'interno di questo quadro nasce la riforma costituzionale, nasce il nuovo sistema la fine del bicameralismo, il nuovo sistema di rappresentanza, il riconoscimento di un Senato delle regioni alle quali le regioni non hanno partecipato per nulla nella definizione, né nei compiti, né siamo riusciti con incontri, devo dire, quasi sottobanco con i relatori di maggioranza e di opposizione al Senato a ottenere alcuni spazi di riconoscimento, se non altro della dignità delle regioni nel costituire questo Senato, ma di fatto non è la Camera delle regioni e non è il riconoscimento di un sistema paese per il quale esiste un governo centrale ed un governo delle regioni, e proprio nel Senato delle regioni, come in tutti i sistemi federali, nel quale dovrebbe svilupparsi il confronto, il dibattito e la relazione. Insomma, sostanzialmente questo non è un qualcosa utile alla contingenza politica attuale della semplificazione, della necessità di riduzione dei luoghi di decisione, dei luoghi di dibattito, dei luoghi di confronto, tant'è che lo stesso dibattito parlamentare sostanzialmente su questo tema è stato quasi assente, con una forte imposizione e impostazione superiore da parte del governo, da parte dell'esigenza della necessità politica di ottenere un risultato, e mi sembra che il percorso che ha assunto la riforma alla Camera non si distingua molto da quello che è stato al Senato, anzi forse ancora più costretto nella necessità di ottenere un risultato senza che un dibattito magari porti ad in qualche modo slittamento di tempi e di urgenze che appunto il governo giustamente interpreta rispetto a una situazione del paese, a una richiesta anche della società, per quello dico anche di un sentimento della società e del paese che è orientato in questo senso. Ecco, in tutto ciò dove mettiamo il tema dell'autonomia e della specialità delle 5 regioni autonome speciali? Come lo ricordava Luciano, l'anno scorso, il 26 maggio, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha ricordato i 50 anni del proprio insediamento. Siamo l'ultima delle speciali, molti dicono in qualche modo siamo quasi la prima delle ordinarie, e quindi siamo in una sorta di regione transizione che viene appunto a inserirsi in un momento nel quale già partiva ovviamente il dibattito per la costituzione delle regioni nel resto del paese, e quindi in qualche modo risente di ciò. E in quell'occasione abbiamo avuto l'opportunità di una lectio magistralis da parte del Presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri, oggi non più ormai in pensione, ma tra l'altro di origine siciliana, quindi un portatore, credo un utile interprete di quello che è il responsabile dell'essere il giudice delle leggi, e d'altro canto essere anche uno che ha vissuto il tema dell'autonomia e il tema della specialità della propria regione. Ecco, in quell'occasione nel suo intervento il Presidente Silvestri affermò, voglio leggere proprio alcuni passi della sua lezione, affermò alcuni principi credo molto, molto importanti e fermi anche nel dibattito, che devono essere parte anche nel dibattito attuale. Dice: le autonomie speciali, proprio per la loro peculiarità storica, per la particolare posizione e conformazione dei territori, per la composizione etnica e linguistica delle comunità locali,
non sono frutto di pura volontà politica o di accordi conclusi per ragioni contingenti o opportunistiche. Sostanzialmente nel suo intervento ha voluto affermare un principio che poi ha esplicitato ulteriormente in un secondo passaggio. Dice: così come la creazione di regioni a statuto speciale non è stato l'effetto di pure volizioni politiche, ma è stato un portato della storia, e allo stesso modo non è possibile la loro cancellazione per pura volontà politica. In qualche modo nel suo intervento riconosce e vuol riconoscere che le autonomie speciali non sono solo legate alla contingenza politica del momento o ad una visione politica del momento circa processi di maturazione del paese, della clima sociale, ma provengono da una sorta di valore fondamentale, che è il valore del loro territorio, della loro identità, della loro cultura. Quasi non sia nella disponibilità politica la loro sopravvivenza o meno, ma sia nella volontà politica il confronto con questi valori di specialità, di identità, di cultura, di storia, di territorio, ma magari attraverso processi di attualizzazione, di responsabilizzazione, di condivisione con il resto del paese, ma comunque nella salvaguardia fondamentale di questi che lui ritiene essere una sorta di bene indisponibile alla contingenza della politica. Certamente richiama: se le regioni speciali e province autonome vogliono avere un futuro come giusto che sia, è necessario che essi valorizzino la loro peculiarità, facendole diventare componenti della ricchezza culturale e sociale della nazione, nel senso che il principio dell'uguaglianza che la Costituzione cita non è un principio che deve essere tradotto nella omogeneizzazione dell'intera pluralità culturale, storica e identitaria del Paese, ma deve essere l'opportunità di un confronto continuo con queste diversità del Paese, per dare alle diversità l'opportunità di avere pari opportunità di uguaglianza nei confronti delle altre parti del territorio, delle altre componenti della dimensione della comunità nazionale. Ecco, in questo senso cerchiamo di portare il dibattito e cerchiamo di portare nel dibattito quello che è appunto il tema dell'autonomismo e della specialità. È evidente che il legislatore oggi è sostanzialmente invece più incline a, diciamo così, a comportarsi seguendo quella che è la prima fase della considerazione che fece sempre il Presidente Silvestri, e cioè dice: gli attori che stanno sulla scena, politici e giudici costituzionali, appunto, si mette anche lui nel novero, troppo presi dalla contingenza dei problemi concreti da risolvere, spesso mirano soltanto a superare la specifica difficoltà, senza porsi a modo adeguato il problema del prima e del dopo, in un'ansia di aderenza ai casi singoli che appare non meno autoreferenziale della pretesa nazionalistica di applicare ai rapporti reali i disegni astratti, cioè sostanzialmente il momento che stiamo vivendo oggi, la necessità della risposta alla crisi economica, la necessità della risposta immediata di oggi ai bisogni di risparmio di finanza pubblica, la necessità della semplificazione del sistema burocratico, del sistema istituzionale, alcune necessità contingenti di oggi determinano di fatto un'azione legislativa di riforma che non si pone il problema né del prima, e cioè né dei presupposti fondamentali che stanno alla base delle scelte che hanno portato alla costruzione di autonomie speciali, di riconoscimento di autonomie speciali, piuttosto che ai processi di regionalismo, di decentramento del governo territoriale e quant'altro, né tantomeno al dopo, perché non si pone nemmeno il problema di come un sistema neocentralista che annulla e limita le opportunità di governo del territorio, che vanno necessariamente efficientate, sulle quali necessariamente bisogna intervenire nei termini di responsabilità, di competenze e di opportunità, e in questo sta la nostra grande responsabilità
la responsabilità di dimostrare che proprio in virtù dell'autonomia speciale, delle speciali competenze che abbiamo e delle opportunità di governare in termini più ampi e più puntuali i processi a favore delle proprie comunità, riusciamo a dare risposte qualitativamente e anche economicamente più efficaci, più funzionali e più attuali. In questo senso non si capisce come il dopo potrebbe funzionare meglio dell'oggi, con uno Stato nuovamente neocentralista, con una compressione delle capacità dei territori di esprimere la loro diversità, la loro forza anche e la loro qualità, e di rispondere anche a quelli che sono, c'è l'intervento di uno dei giovani che ha parlato, di rispondere anche a questa visione europea, di un'Europa dei territori, delle diversità, di un'Europa della opportunità locale, di un'Europa che sa costruire la propria integrazione attraverso la valorizzazione, non l'appiattimento delle identità, ma la valorizzazione, la messa a sistema delle identità e delle opportunità. Le macro regioni sono ad esempio una visione politica in questo senso. Il Consiglio europeo ha appena approvato la macro regione adriatico-ionica, della quale noi facciamo parte come estremo lembo nord, chiusura del mare Adriatico, sta cingendo ad approvare la macro regione alpina. Sono tutte valorizzazioni importanti in chiave europea delle identità, delle peculiarità, delle particolarità che vanno messe a sistema e vanno valorizzate nella loro capacità. Ecco, in questo senso io credo che noi possiamo cercare oggi di portare il confronto e il dibattito, non nella chiusura e nella rivendicazione che rischia di diventare sterile solo delle proprie identità storiche e del proprio essere in qualche modo una comunità che, se diventa autoreferenziale fine a se stessa, si chiude e si limita nella propria capacità di proporsi. E questo è forse, e devo dire sempre di questa l'ex magistrata limpidissima, lo stesso Presidente Silvestri citava, citando un convegno nell'84 a Palermo, e nel quale convegno in qualche modo dice veniva messa in rilievo una dannosa, parliamo dell'84, filosofia dell'emarginazione, oscillante in modo ambiguo tra lamentosa protesta e orgoglioso senso di separatezza. Ecco, se la specialità venisse letta solo in questo senso, cioè siamo speciali, diversi autonomi, quindi siamo al di fuori, separati dal contesto, e poi però costantemente protesi solo a chiedere il mantenimento di privilegi, allora, ed è stato forse un periodo nel quale forse, e qui pongo anche una critica alle regioni speciali, si è ad esempio poco coltivato il coordinamento fra il sistema delle autonomie speciali, in un periodo nel quale forse il privilegio in qualche modo ha fatto sì che ci si adeguasse ad un senso dell'andare per cui ognuno pensava a se stesso, andava alla richiesta del proprio, si emarginava dal resto, quasi non appartenesse ad una visione complessiva. E le speciali in questa fase, secondo me, hanno in qualche modo perso l'opportunità di essere il riferimento vero, avanzato, forte, chiaro per la crescita del regionalismo, che invece è andato avanti con una crescita soprattutto del sistema ordinario. La legislazione e quant'altro ha soprattutto, e cercato soprattutto nel sostenere la crescita poi e l'attribuzione al sistema delle regioni ordinarie. Quindi in questo senso io credo noi possiamo trovare appunto attraverso una ripresa, è importante questa iniziativa di oggi, della coscienza innanzitutto nostra, delle nostre comunità, di una identità, di una peculiarità, di un valore della specialità che altrimenti viene oggi quasi così sminuito dal fatto che possiamo dare meno soldi di quanti davamo alcuni anni fa, perché anche questo è stato un modo semplificato per intendere la specialità al nostro interno. Quante associazioni, quante imprese, quante hanno visto la specialità solo come l'opportunità per poter chiedere
qualcosa in più rispetto a quanto poteva succedere, si poteva dare da altre parti. Quindi in questo senso la ripresa invece di una forte coscienza delle opportunità in chiave di responsabilità verso il Paese, di solidarietà verso una situazione, ma di esempio di efficienza, di capacità e di efficacia di governare processi, sistemi e risposte utili al cittadino e alle imprese delle nostre regioni. Quindi questa è la sfida nostra. Questa sfida va riportata nel dibattito nazionale, rilanciando quello che è un tema che altrimenti ovviamente ci vedrà perdenti all'inizio, e cioè il tema della visione politica dello Stato, della Repubblica e di dove collocare ovviamente le regioni, perché se la visione complessiva sarà quella di dire eliminate le province, le regioni diventeranno un domani le nuove province italiane, anche i ragionamenti sulle macro regioni, su tutte queste cose, sull'efficienza, i 6 milioni, gli studi fondazionali non hanno senso. Non hanno senso. Potremmo dire, premiamo tutto, rifacciamo altre cose. Avranno senso solo in quanto se effettivamente, dovremmo anche probabilmente confrontarci su questo, se invece la visione dello Stato sarà uno Stato in chiave federale, dove allora sì, potremmo immaginare anche quali saranno le relazioni territoriali che necessitano per rispondere a questa situazione. E quindi ecco, io credo che appunto sia il momento oggi forte e importante perché in tutte le nostre realtà regionali si sviluppi questo dibattito, non si cade nella semplificazione del momento, pur dettata da esigenze importanti, forti e contingenti, perché siamo nella necessità di salvare il Paese, che questo è il dato fondamentale, abbiamo la responsabilità tutti noi di capire che il momento è questo, ma anche in questa assunzione forte e completa di responsabilità e direi di capacità di dimostrare che appunto è vero, la specialità è insita nella nostra stessa natura e questa stessa natura attraverso un rapporto responsabile, maturo e relazionale con lo Stato centrale deve essere posta al servizio del Paese e di queste nostre comunità. Questa è la risposta che dobbiamo dare e credo sia il lavoro che tutti noi dobbiamo svolgere, quindi buon lavoro anche a questa Costituente e vi ringrazio dell'invito.